Salve tifosi napoletani, Demme e Ndombele sono fuori. Guintoli ai sostituti nel mirino. Prima di dare un'occhiata iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna notizia dagli azzurri. Gazzetta, Ndombele e Demme in partenza. Individuati i sostituti. Il Napoli, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato al calcio, ha l'obiettivo di rinforzare il centrocampo dove ci saranno 2 uscite in estate. Lo scouting azzurro, coordinato da Maurizio Micheli, è sempre al lavoro insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla ricerca di nuovi prospetti. E il reparto in cui si accentrano le attenzioni in questo momento è il centrocampo. Visto che Ndombele rientrerà al Tottenham dal prestito e Demme vuole cercare fortuna altrove, fra i tanti ci sono 2 prospetti sotto stretta osservazione. Il senegalese classe 2003 Papé Diop, mediano fisico e con buoni piedi dello Zulte Waregem, potrebbe crescere accanto a Lobotka e diventarne intanto il vice. Altro talento seguito da tempo è il tedesco dell'Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, già pronto per il salto di qualità. Cristiano Giuntoli, in questi anni, ha dimostrato di sapere individuare i migliori talenti internazionali. De Laurentiis ripone grande fiducia in lui. Lascia la tua opinione sulle partite di Ndombele e Demme nei commenti e se desideri gli acquisti di Samardzic e Papé Diop iscriviti anche al nostro canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per rimanere aggiornato con le principali notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!